Oh! Erano circa 10 di mattina, stavamo percorrendo quella strada per poi andare in cima al Passo Giau. Mi ero fermato per scendere dalla moto e fare una foto, e con calma, perché poi in un video che uscirà più avanti sul canale faccio vedere che andavo a 60 orari, quindi andavo molto piano, tranquillamente, e purtroppo il cervo nella sua natura ha attraversato la strada. Il racconto ancora fresco, le immagini vivide pur se da quel giorno sono passati quasi 8 mesi. Riccardo Baroglio, biker di Barberino del Mugello, comune della città metropolitana di Firenze, con il suo gruppo viaggiano verso il valico del Passo Giau. Con questo panorama qui davanti cominciamo questo video così. Siamo insieme, siamo in gruppo, su un palcoscenico della Madonna, a raidare, a far tuoneggiare, fasoleggiare le nostre motociclette. Si parte ragazzi, si parte. Passo Giau. A pochi chilometri dall'incrocio per il Giau, lungo la provinciale 251, improvvisamente un cervo balza in mezzo alla strada. L'urto non è stato fortissimo, anche perché ho preso la parte posteriore dell'animale, quindi ho avuto una via di fuga sulla sinistra, e perché se l'avessi preso sulla pancia, ecco lì mi sarei finito addosso anch'io insieme alla moto, purtroppo. Quindi ho avuto fortuna anche per le protezioni, insomma. Il cervo, pur malandato, riesce a dileguarsi. Dell'animale sulla carreggiata non c'è traccia. Il cervo si è alzato zoppicante ed è subito risceso per la strada da cui era venuto. Ho cercato più volte, insieme anche il signore che si era fermato con me della macchina bianca, per cercare l'animale, però era scappato via, quindi non l'abbiamo più trovato. All'incidente assiste l'autista di un furgonato che si ferma per prestare assistenza al biker. Fortunatamente, grazie alle protezioni, Riccardo Baroglio esce quasi incolume dall'incidente. Il suo video, postato sul canale blog Noise 883 di YouTube, ha superato in poche ore le 100.000 visualizzazioni. Il biker fiorentino ha incassato per lo più la solidarietà di chi si è trovato nella sua medesima situazione, molto comune sulle strade bellunesi. Noise, la moto, è stata rimessa in strada poche ore dopo, ma per ripararla, racconta Baroglio, già pronto a viaggiare di nuovo sulle strade dolomitiche, ho versato una lacrima alla volta. A giugno quest'anno torneremo e rifaremo queste strade, probabilmente anche con la stessa strada.